Ecco, come mai questa visita nel territorio argentino? Questa visita perché abbiamo un filone di inchiesta aperto che riguarda una fotografia del sistema rifiuti dell'intera regione Sicilia e quindi ci mancava, diciamo, l'area argentina e oggi abbiamo fatto questa visita. Quindi siete andati a Siculiana nell'ex discarica? Sì, ex discarica in esaurimento, sappiamo che ha 6-7 mesi di vita, riceve 700 tonnellate al giorno, però ecco, dal primo sopralluogo che abbiamo fatto abbiamo potuto vedere una discarica ben tenuta, poi dopo sappiamo che c'è un iter autorizzativo, richieste o altro, però non ci compete a noi, saranno le istituzioni competenti a dover dare delle risposte. Ecco, avete fatto anche altre visite, il pistacchio di Raffadali tra l'altro? Sì, beh, quella è un'eccellenza culinaria, la Commissione per la prima volta quest'anno si occupa anche di eccellenza agroalimentare, tutela del Made in Italy, del marchio Italian Sounding. Questo è un'eccellenza di questo territorio che deve difendersi dalla concorrenza anche sleale del pistacchio di altre zone che non assomiglia neanche a quello che si coltiva in questa zona. Qui magari viene spacciato per DOP, invece no. Sì, è ovvio, la contraffazione si cerca di spacciare un pistacchio come altri prodotti per quello che non sono, si cerca di venderli in Italia come se fossero pistacchio di Sicilia o come in questo caso pistacchio DOP, quindi ancora più prelibato, e noi vorremmo che questo consorzio fosse sempre più tutelato e avesse possibilità di promuovere il proprio prodotto per poter essere più vendite e portare più ricchezza in questo territorio. Come proseguirà la visita? Abbiamo fatto diverse visite, abbiamo visto quello che è Alicata, purtroppo anche alcune criticità, quindi il capannone dove sono bruciati i rifiuti, sappiamo che è stato un problema anche per la cittadinanza, speriamo si possa trovare una soluzione, c'è una inchiesta in corso e quindi con la riservatezza del caso faremo anche diverse audizioni in commissione, segrete o non, con quello che è il procuratore che sta seguendo la cosa da vicino. Domani? Domani avremo un incontro importante, l'inaugurazione di un murales contro la lotta appunto alla mafia, quindi per la legalità, per i più giovani, questo è il messaggio di libertà, di pace, ma soprattutto in una terra difficile come la Sicilia, dove c'è una speranza che le cose possano finalmente andare bene, soprattutto a partire dai più giovani o da chi ha pertanto lottato perché la legalità vincesse su quello che è il malaffare, la criminalità organizzata, mafia e quant'altro. Questo è il messaggio che lanciate chiaramente, come istituzione, ai ragazzi, un po' a tutti. Sicuramente, noi ci teniamo tanto, ho incontrato anche l'altra mattina una scuola, a dare un messaggio positivo, sistema rifiuti, quindi raccolta differenziata, non buttare cartacce per strada, una buona educazione, deve partire dai più giovani che possano insegnare anche a chi commette questi errori, non che non si possa migliorare andando avanti con l'età o anche persone che in passato hanno sbagliato, però partire con una buona educazione e così anche nella legalità. Capire che la legalità, lo Stato c'è, e capire che così si ha una convivenza più civile. Lo Stato è presente. Questo lo possiamo dimostrare noi oggi, noi facciamo veramente numerose missioni nei territori, abbiamo 17 filoni di inchiesta aperti, procuratori, consulenti, forze dell'ordine che lavorano con noi, penso che la Commissione Ecomafia si dia da fare per dimostrare che lo Stato c'è, non solo in questi territori, in tutto il territorio nazionale. Da noi ci sono parecchi sistemi di depurazione purtroppo diciamo, che non sono andati bene, che non vanno bene e che bisognerebbe diciamo, riattivarli. Noi abbiamo incontrato un'eccellenza nella depurazione, ci sono altri sistemi che non funzionano, ripeto è una terra di tante contraddizioni ma con tante anche specialità e tante bellezze. Quelli che possono essere da faro, che poi portano milioni di turisti all'anno, che sono i templi della Valle dei Templi, però dall'altra parte ci sono purtroppo anche tante criticità, però ci sono anche tante aziende che lavorano e lavorano bene, abbiamo incontrato sia nel mondo della plastica che nella depurazione, giovani imprenditori si danno da fare, si adoperano, ecco, speriamo che siano sempre più le aziende e gli imprenditori che si danno da fare per migliorare sempre di più questa terra. Tra l'altro quest'anno Agrigento è anche capitale della cultura 2025. Sì, ecco, speriamo che sia una capitale della cultura sempre più bella. Io non so se ci sono state determinate criticità o altro, però penso sia una grande opportunità per questo territorio che debba sfruttare al massimo. Ma capitale della cultura perché lo merita, nel senso che ci sono ricchezze importanti non solo a livello siciliano o agrigentino, ma a livello nazionale che tutti vi riconoscono e riconoscono. Oggi è stata una giornata molto importante, abbiamo visto delle discariche in provincia di Agrigento, siamo stati a Siculiana, poi siamo stati pure in degli impianti alla zona industriale, siamo stati a Licata dove qualche anno fa prese fuoco un impianto e naturalmente stiamo cominciando a portare avanti dei filoni d'inchiesta
su alcune situazioni che abbiamo visto. Questo ci permetterà anche di, assieme alla Procura e agli organi competenti, di portare avanti ed essere di supporto per alcuni dossier che verranno portati avanti. Oltre a questo siamo stati pure ospiti del consorzio del pistacchio DOP, dove noi come commissione, oltre a occuparci di ecomafia, ci occupiamo pure di tutela del prodotto, e naturalmente è un'eccellenza regionale, ce l'abbiamo ad Agrigento, va tutelata, va portata avanti e onestamente diciamo sono rimasto molto contento dalla programmazione che sta facendo il consorzio. Oltre a questo poi naturalmente siamo stati ospiti del prefetto per un briefing della giornata e naturalmente di tutte le iniziative che dobbiamo portare avanti.